Un presidente ad hoc, uno dei budget maggiori della categoria, l'esperienza di uno staff tecnico all'avanguardia e due sponsor d'eccezione come Ali e Cibunigas. Riparte con grandi premesse il settore giovanile biancoscudato. Dopo aver resistito al grande terremoto della passata estate, il vivaio del calcio Padova è tornato finalmente a regime e adesso promette di stupire. Il nuovo presidente del settore giovanile, Massimo Poliero, sta studiando da mesi un piano d'azione da presentare a soci e collaboratori per rinnovare ed innovare il vivaio. Obiettivo finale: portare almeno 2 o 3 giocatori del settore giovanile ogni anno in prima squadra. Lei ha parlato anche di novità, di provare a innovare qualcosa e anche di un progetto che fra qualche mese dovrebbe presentare. Ci può anticipare qualcosa? Guarda, stiamo lavorando con lo staff, quindi sia con Fabrizio che con Giorgio. L'idea è di non ripetere quello che è già stato fatto, ma di fare qualcosa di nuovo. Anticipare cosa può essere questo è un po' prematuro. Di sicuro possiamo dire che allenare i ragazzi vuol dire allenarli tecnicamente e poi dare anche le giuste motivazioni, i giusti valori e la giusta etica con cui loro si devono basare nei rapporti anche con i compagni. Posso dirvi che si possono allenare i ragazzi anche in maniera diversa, questo lo posso dire, e non è detto che quello che si è fatto per tanti anni sia la cosa migliore. Edoardo Bonetto ha iniziato nel settore giovanile del Padova, invece di finire in prima squadra è finito alla guida della società, non male comunque. Avrei preferito giocare, sinceramente è molto più divertente e senza tutti questi problemi, però sicuramente quando ami un colore sei disposto a fare qualsiasi ruolo pur di lavorarci dentro. Però noi stiamo cercando di creare una struttura organizzativa dove gli sponsor abbiano più visibilità e siano molto più contenti di essere all'interno del calcio Padova. È una scelta che non poteva non arrivare, essendo una società nel territorio e siamo vicini ai giovani, che sicuramente il calcio aiuta nella formazione e nell'aggregazione delle discipline, dell'educazione, insomma abbiamo voluto provare, vediamo come va. Vi piace questa società, questi soci, questo nuovo calcio Padova? Sì, ci piace e crediamo, abbiamo visto il loro programma e ci ha dato motivo da provare.